Eder. Mac. Pallister. Nel contesto del processo in corso per il femminicidio di Alice Neri, la Corte d'Assise di Modena ha recentemente richiesto una nuova perizia tecnica riguardante i profili social di Mohamed Gaoul, il 30enne tunisino che ricopre il ruolo di unico imputato nel caso. Tuttavia, dall'analisi condotta non sono emerse informazioni significative che potessero contribuire a chiarire la vicenda. L'obiettivo principale di questa perizia era quello di estrapolare date cruciali, come le posizioni GPS e altre informazioni utili riguardanti la notte tra il 17 e il 18 novembre 2022, periodo in cui il corpo dell'operaia di Ravarino è stato rinvenuto carbonizzato all'interno di un'auto abbandonata in una radura nella campagna di Fossa di Concordia. Il perito nominato dal tribunale ha fornito spiegazioni dettagliate durante l'udienza a Modena, riferendo che, dal take-out di Google, non è stata possibile l'estrazione di alcuna posizione GPS. Ha chiarito che non è possibile determinare con certezza se il dispositivo di Gaoul non abbia mai registrato tali informazioni o se, al contrario, queste siano state cancellate in un secondo momento. Questo elemento di incertezza rappresenta un ostacolo significativo nelle indagini, poiché le posizioni GPS potrebbero aver fornito indizi cruciali riguardanti i movimenti del principale sospettato nella notte in questione. In aggiunta, nel corso della giornata, sarà presentata un'altra perizia di notevole rilevanza, che riguarderà le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l'auto di Alice Neri durante la notte in cui è avvenuto il delitto. La Corte ha espressamente richiesto ai periti di analizzare queste immagini con l'intento di ingrandirle e migliorarne la nitidezza. L'obiettivo è quello di riuscire a identificare chi si trovava all'interno del veicolo, chi era al volante e, soprattutto, se la donna fosse ancora viva poco prima dell'alba del 18 novembre 2022. Questa fase dell'indagine è cruciale, in quanto potrebbe fornire elementi decisivi per delineare la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragica morte di Alice Neri e per stabilire eventuali responsabilità. Finalmente ha parlato Alberto, il fratello di Daniela Ruggi. Io volevo bene a mia sorella, ho sempre fatto tante cose per cambiare la sua vita, per dargli una mano. Non ho mai cercato di farle del male, mi sono sempre recato nella sua abitazione, dove stava lei, per aiutarla e per fargli lavori in casa. Erano quelle le mie intenzioni, farla stare in un posto pulito e non fargli mancare niente. Lei non voleva farsi aiutare perché sentiva la mia presenza, cioè sentiva il fatto che ci fosse qualcuno che dovesse andare a casa sua a fare... Sentiva che io mi intromettevo nella sua vita privata. Lei non gradiva il fatto che ci fosse qualcuno che gli dovesse dare una mano perché lei non lo riteneva necessario. Io finché ho potuto accedere in casa senza farla alterare, di solito lo facevo quando sapevo che lei non si trovava a casa per non scontrarmi con lei. Finché ho potuto ho fatto questo, ovvero andare a casa sua per fargli trovare una situazione che si trova in una casa normale. Quando non ho più potuto perché mi è stata cambiata la serratura della casa a Vitriola, io sono andata a chiedere aiuto ai servizi sociali e da quel momento non ho più potuto fare niente per aiutarla. Era infastidita dal fatto che ci fosse un fratello o come qualunque altra persona che ritenesse di fare qualcosa per lei per cambiare la sua... Io ho sempre fatto tutto per il suo bene, però Daniela non voleva farsi aiutare. Adesso andiamo a Trieste e raccontiamo una storia abbastanza suggestiva che non vuole accusare naturalmente nessuno. A Trieste abbiamo visto come spesso le coincidenze sono di casa. 2 anni fa, se non di più, parlai di una sosia di Liliana.
Questo accadde perché, come ben ricorderete, ci fu un avvistamento vicino all'ospedale Maggiore. In quel momento mi fu naturale pensare all'ipotesi che ci fosse da quelle parti una persona molto somigliante a Liliana e iniziammo in un gruppo nutrito di persone a fare delle ricerche. Scoprimmo così che a 200 metri dal punto in cui era stata avvistata una Liliana trafelata e a passo veloce presso l'ospedale Maggiore abitava una vera e propria sosia di Liliana, e tra l'altro questa sosia di Liliana gestiva un negozio di frutta e verdura, il che naturalmente mi fece subito pensare a una ipotetica amicizia con Iva, la cui versione non mi ha mai del tutto convinto. La sosia di Liliana aveva un amico particolare su Facebook ed era Sebastiano Visintin. Io comunque adesso vi faccio vedere una foto di questa persona in modo che tutti capiscano che la somiglianza effettivamente c'è, tanto è così somigliante che la foto che vi faccio vedere non capirete davvero se è la sosia o è Liliana. La storia però non finisce qui, le coincidenze, come ben sappiamo e abbiamo ripetuto più volte, non mancano mai. Si va a scoprire che questa persona non solo è tra i contatti di Sebastiano, ma che addirittura ha delle foto nel suo profilo proprio di Sebastiano e del figlio Pier Giorgio. Ecco, questa è la foto che si trova sul profilo della sosia di Liliana. La terza persona che vedete in questa foto merita di essere citata perché è considerato il maestro della pizza, quindi uno dei più grandi pizzaioli che ci sia dalle parti di Trieste. E stiamo quindi parlando di ristoranti e voi direte come mai parliamo di ristoranti visto che questa sosia si occupa di frutta e verdura, e anche qui la ragione è abbastanza incredibile in quanto coincidenza. Abbiamo più volte parlato del ristorante Nova Dolina che gestì il figlio di Sebastiano Pier Giorgio e che secondo Silvia Radin fallì proprio nel dicembre 2021. Ebbene, per quanto non risulti, e con questo intendo dire che solo Pier Giorgio risultava a capo di quella gestione, ma in realtà con accurate ricerche abbiamo scoperto che non era solo Pier Giorgio il titolare di quel ristorante fallito nel dicembre 2021, come ricorda Silvia, ripeto, ma anche la sosia di Liliana era coproprietaria, quindi coincidenze incredibili che ricapitolo così: l'avvistamento del 21 dicembre probabilmente non era riferito a Liliana ma a questa persona molto somigliante che abita là vicino, cosa che dissi molto tempo fa, e casualmente questa persona poi è legata a Pier Giorgio nella gestione della Nova Dolina, tra l'altro di cui lei stessa gestiva la pagina Facebook. Abbiamo visto anche tantissime foto di Pier Giorgio e Sebastiano lì. È molto interessante, mi viene da chiedere chissà cosa pensava Liliana ogni volta che vedeva questa donna, pensando alla somiglianza che intercorreva tra di loro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.